Rieccoci insieme cari telespettatori, siamo in diretta, quindi riprendiamo dopo la brevissimissima pausa pasquale. Qui in studio con me c'è Alessio Morosin, candidato alla presidenza della Regione del Veneto, presidente di Indipendenza Veneta. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Allora, ci sono tanti temi da affrontare perché ci puntiamo anche all'attualità e quindi Certo. diamo una panoramica generale. Il titolo è una provocazione però importante, perché quante volte si dice che l'informazione, beh lo dico, non è che lo diciamo noi, queste sono proprio indagini a livello internazionale, la nostra informazione non la nostra di TV7 Triveneta, che forse le televisioni private, come le tante televisioni private, danno l'informazione diretta e non hanno interesse a strumentalizzarla, ma per lo più. Ma l'informazione a livello nazionale viene strumentalizzata, viene fuorviata, viene modificata a piacimento per strumentalizzazioni di vario genere. Purtroppo i cittadini, presi dalla quotidianità, recepiscono le notizie, non hanno modo assolutamente di verificarne, se non parzialmente, le fonti, salvo che non siano direttamente coinvolti in certi ambiti, Esatto. E quindi non ci capiscono assolutamente più nulla. Gli si porta dove li si vuol portare, e quindi anche adesso notizie del documento di economia e finanza lette in un certo modo per far passare un certo tipo di informazione, altre cose sottaciute come nella legge di stabilità, poi se ne scoprono di cotte e di crude, e il discorso delle tasse eccetera. Poi voi siete stati coinvolti, con questo voglio incominciare, non per riparlarne ancora ma per riparlarne ancora, perché non se ne è mai parlato a sufficienza, in una comunicazione che è stata fuorviante, in modo particolare la trasmissione del Nazionale di Porta a Porta condotta dal giornalista Bruno Vespa, dove erano stati invitati i candidati a questa tornata elettorale delle elezioni della Regione del Veneto, e mancavano 2 tra i candidati, quindi a tutti ormai appare che siano in 4, in realtà siete in 6. Voi che avete mandato comunicazione della vostra esistenza, che pur dovrebbe essere abbastanza evidente, e anche la candidata che si è presentata da poco per un altro movimento, un altro partito. Allora, qual è la situazione? Come siete rimasti? Che reazione avete avuto? Che spazio? Che risposte? Cosa è successo, insomma? Guardi, dottoressa Cogneto, la situazione è questa. Abbiamo avuto tristemente, ai noi, ma anche ai loro, cioè ai telespettatori che ci seguono, la conferma di quello che è un dato statistico che viene da un osservatorio internazionale. Internazionale, eccolo qua. L'Italia è al 68° posto per libertà di stampa. Vuol dire che in Italia la comunicazione, l'informazione, le notizie sui fatti, soprattutto della politica e dell'economia, quindi fatti che condizionano la nostra vita, sono filtrati e non vengono offerti con la chiarezza che dovrebbero avere, perché fare buona comunicazione, o meglio fare comunicazione corretta, completa, non reticente o non truccata, vuol dire dare rispetto alle regole della democrazia, e questo è un principio fondamentale di cui tutti dovremmo preoccuparci. Ciò posto, la vicenda della settimana scorsa di Porta a Porta ne è stata l'ulteriore conferma, perché quella trasmissione erano presenti 4 candidati soltanto di quelli che hanno già ufficializzato la loro volontà e scelta di partecipare appunto alle elezioni venete del 31 di maggio. Nel mio caso il mio ufficio stampa aveva mandato documentazione, aveva mandato tutto il materiale utile anche per far capire che in fondo, magari a Roma non si vuol sentire, ma nel Veneto il tema dell'indipendenza per via istituzionale, quindi in modo democratico e pacifico, come l'abbiamo impostato noi, è un tema molto sentito. Lo si può condividere o avversare, e questo è legittimo che avvenga, e noi siamo perché la democrazia si esprima nella sua pienezza, però non lo si può ignorare, non lo si può cestinare, non si può dire che non è un tema di rilevanza nazionale cosiddetta. Io infatti ho suggerito alla mia responsabile stampa, ho detto dica al signor Vespa e ai suoi collaboratori che se il Veneto diventa indipendente, o se non ci fosse, probabilmente senza le entrate del Veneto l'Italia vedrebbe se è o non è di rilevanza nazionale, perché non starebbe in piedi una settimana. Quindi è un tema delicato, perché si è voluto mettere il bavaglio a una voce che io avrei certamente espresso in modo pacato, argomentato, ma l'avrei introdotta. E invece gli italiani non sanno, anche molti veneti non sanno, che il tema dell'indipendenza è un tema che merita di essere conosciuto prima ancora che archiviato come fatta l'uno. E io sono molto preoccupato, perché è evidente che ne viene condizionata tutta la nostra vita.
Questo avviene anche per i temi economici cui lei accennava, c'è un modo, come ha visto, sul tema dell'occupazione. Il ministro Poletti è venuto anche qui in Veneto, in un'importante azienda, a fare visita, a elogiare che il governo sta incrementando l'occupazione con cifre, e il giorno dopo l'Istat lo va a smentire, dice che l'occupazione giovanile, la disoccupazione giovanile è intorno al 43% e la disoccupazione in generale è salita al 12,7%. Questi sono dati estremamente gravi, vuol dire che il governo ha fatto degli annunci, delle indicazioni che non corrispondevano alla realtà. E dobbiamo in questo caso dare atto che l'Istat ha avuto anche il coraggio di fornire questi dati, perché non essendo istituti estranei al controllo politico, chissà quanta fatica ha fatto quel dirigente, quell'alto funzionario che ha dovuto offrire questi dati. Infatti mi risulta che ci sia stata subito una convocazione dell'INPS per chiarire perché non vengano forniti dati distorti. Io dico perché magari non si vada a smentire chi guida la macchina. È molto importante, la questione della comunicazione è molto importante. Provocatoriamente vorrei dire che in parte si salva grazie alle televisioni private che nel nostro territorio, nel Veneto, TV7 Triveneta ne è un esempio di eccellenza, riesce a dare un'informazione completa. Ma a questo punto troverei corretto, e io vorrei proporlo come provocazione, lo lancio da TV7 Triveneta, sarebbe il caso di dire che qualcuno si faccia carico di abolire il servizio pubblico nazionale cosiddetto. La RAI che funzione ha? Adesso stanno rivedendo la RAI, però non vanno a toccare i cardini fondamentali. Cioè. Sì, esatto, questo è il punto. Cioè, l'informazione pubblica è pubblica perché la paghiamo noi. TV7 Triveneta non la paghiamo noi, la paga la pubblicità, l'organizzazione che si è data a questa azienda, come tutte le altre aziende private. Ma la TV pubblica, la RAI, quella che ha lasciato fuori Indipendenza Veneta da questo dibattito, è pagata con il mio canone, con il canone di chi ci ascolta. E questo è molto grave. Ecco, lei ha eccepito questo fatto, cioè che anche i cittadini sono un po' curiosi di sapere, ma che cosa ha risposto la testata giornalistica che è stata coinvolta da questo? Che poi magari non è anche l'unica. Allora, noi abbiamo fatto due cose. Correttamente abbiamo fatto pervenire prima al dottor Vespa e i suoi collaboratori tutto il materiale che dava documentazione dell'ufficializzazione della mia candidatura, di quello che è il nostro programma, tra l'altro un punto solo interessante da conoscere, perché se uno pone un punto solo evidentemente merita di essere conosciuto con maggior curiosità ancora. E poi successivamente abbiamo mandato una lettera con un invito a porre rimedio a questo vulnus della democrazia e della comunicazione che è avvenuto, perché è una scelta contro la democrazia, non è contro di me personalmente o il mio movimento, è una cosa che di cui tutti dovrebbero dolersene, perché non è... E abbiamo proposto quindi di rimediare, ma ho anche coinvolto la Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, perché ritengo che questo fatto, a beneficio di tutti, non soltanto del mio movimento, ma di tutti coloro che anche in futuro dovessero subire pregiudizio da una comunicazione parziale, incompleta, fatta su misura per chi comanda o per chi ha il controllo della RAI, non abbia più ad accadere che si comporti in questo modo. Ecco. Quindi abbiamo fatto un qualcosa nell'interesse collettivo e quindi la Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, che mi ha chiamato molto cortesemente, si è dimostrata interessata, ha detto che avvierà una iniziativa di istruttoria e poi ci saprà dire. Beh, insomma, almeno una risposta è stata data. Sì, è stata data. Non è ancora arrivata la risposta al signor Bruno Vespa, però la attendiamo, noi siamo garbatamente sempre disponibili a confrontarci con lui. Assolutamente. Allora, tornando un po' alle situazioni attuali, proprio di quest'oggi, la dichiarazione un po' del Ministro riguardo alla situazione internazionale, anche alle minacce che vengono fatte in parte dall'ISIS, in parte anche da altre entità, nei confronti in generale dei cristiani e comunque sono una forma di terrorismo che allarma. Conseguenza ne è che ci sono moltissimi militari anche nel nostro territorio veneto, presidiata anche la città di Padova, adesso non so, sono una trentina circa allocati a Padova, penso siano i lagunari se non sbaglio, insomma dopo queste sono informazioni tutte da verificare, comunque mobilita anche l'Italia per tutelare i cittadini. Però il punto di vista ha fatto una dichiarazione, se non ero, dicendo si può arrivare anche a un discorso di risposta armata se necessario, in certo qual modo ha fatto intendere che... Come la pensate voi? Il tema è sicuramente molto delicato e complesso, ha impressionato molti commentatori, anche lo stesso discorso del Papa ieri che si è rivolto alla comunità internazionale, alla comunità mondiale, esatto, sì, all'ONU in particolare, perché assuma una iniziativa
non di guerra ovviamente, perché il Papa non ha usato queste espressioni, ma di difesa di quelle che sono le emergenze in atto, perché qui si tratta di un'emergenza tra l'altro sconosciuta nelle modalità di attuazione, un terrorismo suicida, un terrorismo che non ha precedenti per le modalità operative, e quindi è una forma di guerra a tutto campo, imprevista, imprevedibile, difficile da contenere, però sulla quale bisogna intervenire. E io credo che sia senz'altro da valorizzare l'indicazione anche del Papa e comunque di chi ha la responsabilità della nostra sicurezza, delle nostre famiglie, del nostro vivere, di coinvolgere quanto prima la comunità mondiale, quindi attraverso l'ONU assumere iniziative per intervenire nei luoghi in cui vengono reclutati, addestrati e vi sono i luoghi di comando di questi pazzi. Qui stiamo tornando al Medioevo più buio, cioè una cosa incredibile anche per le modalità operative atroci con le quali vengono compiute queste azioni di massacro. Poi veramente ha lasciato tutti stupiti quella che è venuta in Kenya, cioè interrogare i ragazzi di questa università in base a, che so, domande sul Corano. Se non sapevano rispondere a domande venivano messi da un lato e fucilati immediatamente, ammazzati immediatamente, cose con le quali non riusciamo neanche a rapportarci, perché la civiltà è il frutto di un'evoluzione nel tempo, e credo che noi negli ultimi 400 anni abbiamo avuto anche noi le streghe, i roghi e anche Giordano Bruno, voglio dire, abbiamo avuto figure importanti di pensatori che hanno subito anche da parte della Chiesa purtroppo un'azione di violenza perché non erano in conformità a quello che era il pensiero. Però a distanza di tanti anni tornare indietro così ci trova disorientati. Io vedo che siamo tutti disorientati. E quindi l'azione è sicuramente l'azione della comunità internazionale. È impensabile che sia un singolo Stato, anche se potente, che da solo si fa carico di un'azione militare, perché altrimenti viene il dubbio che sia una forma di controllo, diciamo come solitamente le guerre sono, una forma di controllo delle risorse, dei territori, e quindi la vedo negativa. La comunità mondiale deve intervenire e ha gli strumenti per farlo. Nonostante la gravità degli episodi, le clamorose condotte che abbiamo visto, drammatiche, io credo che ci sia modo sicuramente di intervenire in modo mirato per contenere ancora e debellare definitivamente questo dramma che... È una minaccia secondo lei la situazione in Turchia? La Turchia le pressioni in Turchia, perché giusto perché a volte si può anche scordare, la Turchia doveva, e secondo alcuni ancora, dovrebbe entrare in Europa, poi per loro il problema dell'euro era un discorso anche abbastanza allarmante, io sono eccetera. ancora fermo al pensiero della Turchia di Ataturk, che era riuscito a fare dei passi avanti incredibili. Siamo tornati indietro. E noi ce l'abbiamo attaccata praticamente. L'abbiamo attaccata e si sta tornando indietro, è stato introdotto il velo. Lei sa che in Turchia le donne devono anche in certi ambienti devono portare il velo. C'è un islamismo che è adesso il blocco dei media. C'è il blocco dei media, Twitter e Facebook sono stati bloccati, la democrazia è a rischio e la Turchia è uno degli stati, tra l'altro popoloso perché ha oltre 80 milioni di abitanti, era lo Stato che doveva fare da cerniera e da garanzia tra il mondo arabo e il mondo cristiano, se vogliamo, no? Che sembrava avesse una funzione straordinaria di riequilibrio, è diventata un fattore invece di destabilizzazione. E questo è molto importante, l'Europa dovrebbe farsi carico di assumere iniziative specifiche, perché la Turchia, di quello che avviene in Turchia non possiamo assolutamente essere indifferenti. E quindi poi la Turchia è vicina a noi come è vicina all'Africa, quindi abbiamo intorno a noi una realtà delle situazioni caldissime, estremamente difficili. Poi il terrorismo, questo terrorismo islamico che punta al cuore della cristianità, punta a Roma, e quindi io credo che sia veramente da porre molta attenzione all'attività di prevenzione, ma sempre con un'azione studiata di intelligence a livello internazionale. È l'ONU che deve muoversi, ripeto, colpendo i luoghi di reclutamento, i luoghi di addestramento e dove c'è l'intelligence di questi dannati, perché
ci stanno riportando al medioevo più profondo, più buio, insomma. Assolutamente, invece sempre legato un po' a questo, lei diceva attorno a noi c'è questa situazione delicata, per carità è vero, però anche nel nostro paese c'è stato l'arresto a Mestre una persona che era ricercata, Certo. poi adesso andiamo a vedere. Comunque c'è questi flussi migratori che arrivano, profughi e non profughi, perché poi è un misto mare che arriva purtroppo, e ci sono secondo lei controlli sufficienti? Che punto di vista avete per quel che riguarda i flussi migratori? Noi sappiamo come lo pensano i vari esponenti politici, voi come la pensate? Noi siamo molto molto preoccupati di quello che è il fenomeno dell'immigrazione. Credo che l'immigrazione sia di fatto... Quindi la vedete con preoccupazione? Con grande preoccupazione, è una delle emergenze, perché attraverso questa immigrazione che poi non viene gestita, questo è il punto, vengono soccorsi, addirittura si andavano a prendere in alto mare perché è un fatto umanitario, invece che impedire le partenze. Qualcuno l'ha detto, è anche banale, ma l'ha detto degli esperti, di persone che hanno capacità di gestire fenomeni di questa natura, andavano prese, sequestrate o comunque in qualche modo portate via tutte le imbarcazioni che si trovavano nei porti di partenza. Questa è la prima cosa da fare. E invece ci siamo trovati qui a dover, sia con le due missioni, diciamo quella italiana e quella europea, ci siamo visti impegnati a introdurre nel nostro territorio queste persone, tra le quali sicuramente non possiamo escludere, anzi affatto, non si deve escludere affatto, che vi siano anche molti integralisti, non c'è dubbio. Poi c'è un altro aspetto, quello finale, che nel nostro territorio non vi è un controllo della legalità, la giustizia non è in grado di dare risposte. Lei vede che un immigrato clandestino che si trova magari fuggito dai campi di identificazione ed espulsione e che così vive allo stato brado nel territorio, deve in qualche modo sopravvivere, quindi per mantenersi deve andare a commettere degli illeciti contro il patrimonio, reati contro la proprietà, le persone, una situazione di ordine pubblico gravissima che la giustizia non è in grado di sanare, di affrontare, di risolvere. Quindi vediamo anche le violenze che ci sono nei nostri territori, la gente è preoccupatissima, infatti questo è preoccupatissima e non vedo lo Stato all'altezza. Io ricordo sempre, a proposito di integralismo religioso, lei sa che c'era a San Donà di Piave un imam che predicava la violenza. La violenza proprio contro gli infedeli, perché noi siamo tutti, anche se lei è laica, però per il fatto che viva qua, in questo contesto, lei è un infedele come lo sono io, come chi va tutte le mattine a messa, siamo tutti infedeli. Se non sei musulmano, pensi, se non sei musulmano sei un infedele. A San Donà di Piave c'era un imam che predicava la violenza. I nostri servizi non lo hanno identificato. Guardate, i servizi segreti israeliani, nella loro struttura di New York, che hanno chiamato i servizi italiani e hanno detto: guardate che a San Donà di Piave c'è un imam che dice questo. Cioè vuol dire che ci sono gli strumenti, volendo, per controllare questo fenomeno che è estremamente pericoloso, soprattutto quello che ci coltiviamo in casa noi, perché siano immediatamente espulsi, siano allontanati, se hanno commesso dei reati ovviamente puniti e carcerati, ma comunque il problema soprattutto è quello della prevenzione. Se la giustizia fosse in grado, all'altezza di dare una risposta certa di diritto e di legalità in tempi rapidissimi, non avremmo questa situazione. In Austria o in Croazia, per fare due esempi, uno più vicino e l'altro un po' più lontano, di stati che appartengono ora all'Unione Europea, non c'è il fenomeno di degrado, di illegalità, di immigrazione selvaggia che abbiamo noi, selvaggia che mette in pericolo il nostro vivere quotidiano, la nostra sicurezza nelle case. Tant'è vero che io penso bisogna anche pensare, vedere diversamente la legittima difesa all'interno delle mura domestiche. È tempo che qualcuno in Parlamento, finché siamo in Italia, quando faremo l'indipendenza veneta saremo noi a provvedervi, dentro la propria casa uno che ha diritto di difendersi non deve essere punito se ha anche ecceduto nelle modalità di difesa, perché tu che entri in casa mia illegittimamente sai che hai violato la mia proprietà privata, la mia privacy, la mia libertà, il mio domicilio, e quindi se ti sparo, per dire, te ne prendi le conseguenze. Quindi all'interno delle mura domestiche deve essere garantita anche l'eventuale sproporzione dei mezzi di difesa, quelli che lei sa, il codice
regola, perché è un criterio giuridico che va bene al di fuori, negli spazi pubblici, ovunque, ma non all'interno della casa mia. Ecco, avvocato, io adesso lo chiamo avvocato, Questa perché ha toccato un argomento delicato che però sta a cuore a tanti nostri telespettatori, e dopo le farò anche la domanda che ci è stata girata a tanti telespettatori, per spiegare bene. Però un regolamento del genere non può essere preso giuridicamente da una regione. No, assolutamente, Qualora, in questa fase ho esatto, detto, bravissimo. Qualora, ipotesi, Regione Veneto autonoma, indipendente, esatto, indipendente, comunque uno Stato staccato completamente, eccetera, può legiferare in questo senso, e quindi... Certo. E seconda domanda, che questa invece è legata a quella che ci è stata posta ai nostri telespettatori, nei confronti dell'immigrazione, come legittimo possa porsi in un contesto di Europa, perché continuiamo, ricordiamolo sempre, certo. voi non propugnate l'uscita dal sistema Europa, che tanti hanno forse frainteso, anche dai messaggi arrivati, né dall'euro mi pare, no, cioè, a conferma, ma nei confronti di questi flussi migratori, eccetera. Quindi cerchiamo di spiegare questi due aspetti importanti. Siccome sono importanti, però io già vedo l'ora e so già che tra poco mi arriva il segnale mi richiamano dalla regia per mandare la pubblicità. Vi lascio in sospeso, quindi facciamo rispondere il Presidente Morosini alle vostre domande subito dopo la pubblicità.